Scatman's World. Bella raga, tutti del comando veneziano, siamo a Spafio. Prima di cominciare tutto il weekend faccio vedere i punti di sorsa. Siamo messi così, insomma, né bene né male, e siamo a metà, a metà delle prestazioni. Però siamo a Spa, gara che l'altro anno ho vinto, quindi le possibilità di vincere sono molte. La Ferrari sta crollando, infatti io spero di andare alla Ferrari proprio per, come si dice, portare la Ferrari finalmente alla vittoria dopo anni e anni di digiuno nel 2007. Buono raga, andiamo, Gran Premio di Spa, si comincia con le qualifiche, ci dedichiamo per la gara. Ragazzi, eccoci qua, se non è prevista pioggia, ma se l'altro anno tutto bene a Spa, prima vittoria per il Cume con la Renault, prima vittoria assoluta, quest'anno tutto male, erano in qualifica al 20° posto, proprio una strategia lunga, con solo 2 pit stop, vediamo. In caso la cambio in corsa, però sarà veramente, veramente dura. Raga, andiamo, Gran Premio di Spa. Ragazzi, mi scuso per tosse, raffreddore e mal di gola, ma è così. Devo prendere l'interno subito. Merda. Non l'ho preso purtroppo. Devo prenderla così allora. Tanto pezzi ovunque. Ah, mi ho rischiato qua, non volevo rischiare di tamponare qualcuno. Mamma mia che dura che è. Mamma mia che incidente. Verlaine fuori dalla gara. Sì, e Carlos Sainz anche. Vediamo se c'è una safety car. Può essere. La direzione gara non tira fuori la safety car, pazzesco. In un incidente così rimossi subito, perché in Belgio sono bravi i commissari. Bravi commissari, bravi. Comunque 2 ritiri me li sono visti dopo davanti, che culo. Che non mi hanno beccato, se non era finita la gara, Siamo solo 15esimi, però non stiamo andando bene. Chiaramente abbiamo le gomme soft, quindi i nostri avversari sono favoriti, però voglio rischiarla così. 22 giri da incubo saranno, perché devo fare una rimonta pazzesca per arrivare in zona punti, Oh, errore subito. Errore subito. Ah, che brutto errore. Che brutto errore. Che brutto errore. Gara già compromessa per il Kuma. Non ci credo. E allora bisogna andare ai box gomme medie. Ma vaffanculo, va. Gomme medie. Ma vaffancuore, va. Box, box, box. Subito, colpo di scena, errore subito per il Kuma. Ah, Dio mio. Tutto il contrario di Spa dell'anno scorso, Tutto il contrario. Vabbè, questo è il bello anche delle queste carriere comandiane. Nulla è scontato. E adesso Fiori. Siamo ultimi in fuga. Siamo ultimi in fuga, ragazzi. Abbiamo ancora una sosta da fare. Ultima sosta prevista. Colpa del raffreddore, Fiori. Solo la safety car ci può salvare, altrimenti è finita, ragazzi. Incredibile però, Ragazzi, vedi i primi avversari. Che c'è il Grosjean, un brutto punto però, c'è il Grosjean. Meno male che l'ho superato. Ok, 18esimi, però la gara è compromessa. Sbagliare così alla prima curva, cioè nel primo giro avevo dato dei deficientoni. Mamma mia che lotta col Grosjean. Non ci voleva sta lotta, perdo anche tempo. Ok. Perché hanno le gomme finite loro. Loro non sono ancora andati ai box. Devo superarli subito. Miscelona grassa e andiamo. Speriamo una safety car, se no chiaramente è finita per i punti.
Buono. Solo la safety car ci può salvare dal baratro. Quest'anno così, o vittorie, o bei risultati, o disastri. La Ferrari non mi prende se vede queste cose, anche se la Ferrari è in grande crisi. È stata scavalcata anche dalla Renault. Serve un pilota italiano alla Ferrari. Il Cume vuole la Ferrari e la Ferrari vuole il Cume, speriamo. Dai, spingi questa McLaren. Qua ho preso tanto. Come la rischia. Fantastic. Fantastic. Ottimo sorpasso. Ragazzi, al prossimo giro vado ai box. Successo niente, per quello anche insomma nel periodo non collegato l'unica cosa che è successa era il ritiro di Vettel per incidente. Ma non è successo altro, ragazzi. Dopo la gara è stata compromessa all'inizio. E quindi così, è andata così questa raga. Mi sto guidando un po' che così perché la safety car speravo con l'incidente di Vettel, ma niente, non mi vogliono dare la grazia. Non la merito comunque, sicuramente non la merito perché fare un errore così al primo giro non ha senso. Oh. Vorrei farcela, cazzo. 7 giri con le soft. L'ho proprio persa qua. E infatti le gomme sono andate. Le gomme sono andate. Dai, una bella safety car adesso. Dai un po' di culo. Niente. Non arriva Beppe, non arriva. Ripeto, neanche la meritiamo, perché non la meritiamo. Però, se arriva non mi dispero sinceramente. Ok. Box, box, box. Bella entrata, bravo Kuma. Dio Cristo. Vabbè, mi soffio il naso perché sono in condizioni critiche. Siamo 14esimi. Non so, avevano guadagnato qualche posizione con questa strategia. Non dare gas. Forse sì, cazzo, dai. Fai attenzione alle gomme, adesso devi finire la gara con il treno. Cazzo, l'alettone è rotto, però non me l'hanno cambiato. Vai. Bene. Molto bene. Dio Cristo. Che gara di merda. Troppi errori. Troppi errori. No, no, non la tengo. Non la tengo. Incredibile. Devo fare tutti sti giri adesso. Con l'alettone è andato. Ma vaffanculo, va. Tutto perché ho fatto un'entrata di box da cioccolataio. Sono scazzato, ragazzi, non puoi. Cioè, ho distrutto la gara nel primo giro e non voglio riavviare, chiaramente. È brutto da avviare, però forse sono stato più sensato, forse. Vabbè. Pazienza. È andata così. Non si può vincere sempre, sono sempre anche noioso. Solo che avere il lettone così ti spacca i coglioni. Adesso arrivare almeno 13esimo per fare l'obiettivo scuderia. Pazzesco però. Se rompere il lettone così ai box è proprio da fenomeni. Tutto male, anche il raffreddore che mi sta rincoglionendo secondo me. Gara proprio disastrosa. Guarda che roba. Non riesco a prendere in pieno neanche queste, fioi. Mamma mia. Total disaster qui a Spa. Non ci credo, raga. Non ci credo.
Non ci voglio credere, però non posso andare ai box anche se l'alettone è andato. Non posso andare, raga, manca troppo pochi giri, se non recupero più. Incredibile. Alonso ai box. Oddio. Scusate. Non riesco neanche a esaltarmi perché ho troppo raffreddore. It's incredible come. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. La safety car sta aspettando il leader, quindi puoi sorpassarla. Sorpassa la safety car. Ok, oddio, l'alettone, scusate ragazzi. Devo fare velocissimo adesso. Mamma mia che occasione. Qualcuno ci vuole bene. Siamo anche in zona, diciamo punti nel senso, scusate, in zona obiettivo scuderia. E davanti a Alonso, questo è importante. E adesso Fioi. Sarà durissima. Perché mancano pochi giri che la safety car entrerà prima dell'ultimo giro. No. No, ti prego, non andate lenti, no, Fioi, no. Ma no. Basta, è finita. Ma vaffanculo, va, ma dai. Non puoi sorpassare il regime di safety car. Adesso vediamo dove giriamo. Ora sto rincoglionito di Arianto, il solito Arianto, il solito coglione. Dai. Siamo lontanissimi, siamo. Niente, sarà praticamente scusate, praticamente impossibile andare a prendere il safety car. Sarà impossibile. Safety car è già là. Purtroppo il tracciato è lunghissimo. Potrebbe essere una buona occasione, ma fatalità, c'è quel coglione di Arianto che va a 2 all'ora. Pazzesco, ora lo butterei fuori, porco. Affancuore. Mancano 2 giri, 3 giri, non ce la posso fare. Almeno sto davanti ad Alonso, dai, che già questo è importante. Però dammi al... Era chiaro. Safety car è già pronta a entrare. Vabbè. Dai, dai. Almeno un decimo potrei arrivare, ragazzi. Si riparte. E purtroppo tutti gli altri sono davanti. Per colpa di quel coglione di Arianto. Un coglione di merda. Un deficiente. Un uomo inutile. Pazzesco. Adesso con l'alettone rotto chiaramente spingere sarà durissima. Beh, è il minimo superare sto rincoglionito di uomo. Peccato, si poteva riaprire tutto. Si poteva riaprire tutto. Sono molto nervoso, io ci provo e vaffanculo tutto. Buono. Voglio un punto adesso. Voglio un punto irridato. Anche se l'alettone è andato. Dai Kume. Non lo prendo purtroppo, Palmer di merda. Neanche dietro a Palmer è stato sto coglione di Arianto. È incredibile. Non ce la faccio no a prenderlo.
Peccato. Dovevo fare un punticino. Se arriva un ritiro, magari speriamo. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Che rompe l'alettone così ai box, o non lo merito il punto. Però se arriva non me lo butto via. Riesco a tenerla in pista, fioi. Mamma mia, il naso è distrutto. Giro record di Valtteri. Con la Renault ho vinto alla grande. Neanche a punti con la Mercedes, con la McLaren. Inizia l'ultimo giro. Final lap. Ormai è finita la gara. Sto Kuma è raffreddato. Non riesce neanche ad arrivare a punti in una gara schifosa proprio. Peccato. L'alettone rotto così fa troppo la differenza. Vabbè, davanti a Arianto ci sto a costo di buttarlo fuori io e lui. Non esiste. Vabbè, scusate, fioi. Peccato, gara proprio brutta. Vabbè, non può essere sempre gare incredibili, fioi. Se no diventano poco belle. Cioè, nel senso, tutte scontate, invece così. Hai sempre la varietà come indiana. Mamma mia, il naso, fioi. Non dovrebbe piovere. Se cambia qualcosa ti avvisiamo. Va bene. Dai, fioi. Dai che è finita. Dai che è finita. Manca poco. Ultimo giro. Purtroppo è andata. Mamma mia. Ok. Il supplizio è finito a 11esimi. Va bene così, va bene così. Almeno l'obiettivo raggiunto. E davanti ad Alfonso. Mi godo. Vince Gigi. Sì, vince Gigi. Hamilton 2.16 contro 160 di Rosberg. Stavolta la Mercedes e stavolta Hamilton probabilmente a vincere. Noi sprofondiamo al 6º posto purtroppo. Costruttori terzi. Raga, sotto nel commentario, veneziano. Ciao.